Buongiorno, benvenuti nel canale Yugolism. Oggi parliamo con Marco Abram, che è ricercatore dell'Osservatorio Balcani Caucaso Trans-Europa. Ciao Marco, Ciao, grazie buongiorno. di aver accettato di parlare con me. Per cominciare, ci dici qualcosa della tua ricerca in generale, così facciamo una breve presentazione del tuo lavoro? Sì, ciao a tutti, grazie Caterina per l'invito, fa molto piacere essere qui oggi. Sì, io diciamo negli ultimi anni come ricercatore mi sono occupato di diversi temi che riguardano di quello che possiamo definire un po' lo spazio jugoslavo, soprattutto da un punto di vista storico, con alcune escursioni su temi legati alla memoria, ma soprattutto mi sono occupato della Jugoslavia degli anni 40 e 50, soprattutto della costruzione di questa nuova Jugoslavia dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché? Un po' perché, così, da italiano, da persona che aveva studiato in Italia, avevo sentito parlare tante volte della guerra e della dissoluzione di quel paese, ma molto meno sapevo e molto meno capivo di come questo paese fosse nato, fosse stato costruito, in che modo avesse vissuto nel corso di tutto il Novecento. E quindi per questa ragione mi sono interrogato molto dal punto di vista soprattutto di storia culturale, di storia delle identità, dello jugoslavismo in primo luogo, cioè appunto di questa idea molto, molto fluida, molto sfaccettata che nel corso del Novecento e nella seconda parte dell'Ottocento ha spinto a costituire una qualche forma di unione slavo-meridionale. E soprattutto diciamo, questo tra l'altro è un trend che nel corso degli anni 2000 è cresciuto molto, dopo le guerre degli anni 90 la ricerca internazionale ha cominciato invece a interrogarsi non più solo sulla dissoluzione, ma proprio anche sul processo di unificazione, superando anche un certo tipo di determinismo che forse negli anni 90 si era affermato, cioè l'idea che quello fosse un paese artificiale che è destinato in qualche modo a dissolversi proprio perché sostanzialmente per il fatto che non rispondeva ai canoni dello Stato-nazione. E quindi sì, appunto, l'identità jugoslava, lo jugoslavismo, ma soprattutto nelle sue intersezioni con il socialismo, con diciamo la politica del Partito Comunista della Jugoslavia, il Partito Comunista della Jugoslavia che ha avuto appunto, è stato jugoslavista, ma è stato jugoslavista in maniera complessa, in maniera non sempre, cioè in maniera, un approccio che diciamo ha avuto una sua evoluzione anche nel corso del Novecento. Pochi sanno che il Partito Comunista della Jugoslavia ha avuto anche un periodo anti-jugoslavista tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, per poi approdare a quella visione di jugoslavismo multinazionale o sovranazionale che dal punto di vista dell'organizzazione politica ha poi portato all'organizzazione della Federazione Jugoslava dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi non più uno Stato centralizzato come la prima Jugoslavia, ma uno Stato federale, sotto il controllo del partito Comunista. Ecco, quindi quel processo, quella costruzione mi ha incuriosito molto e ho cercato di studiarla. Una costruzione che ha combinato ovviamente elementi fortemente ideologici, nel senso che la politica nazionale del Partito Comunista ha avuto un ruolo fondamentale, l'ispirazione al modello sovietico è stata determinante, l'ispirazione ai principi leninisti che avevano in qualche modo definito il modello sovietico, il riconoscimento dell'autodeterminazione come valore all'interno anche non solo del discorso democratico, ma anche all'interno del discorso marxista, e quindi anche il tentativo poi di organizzare la convivenza tra le varie nazionalità all'interno dello Stato socialista. Ma non solo i principi ideologici, ma anche quello che secondo me è
è molto interessante come questi principi ideologici venivano poi applicati nella quotidianità, come questi principi ideologici potevano essere anche riadattati in determinate situazioni, come venissero interpretati anche all'interno di un sistema monopartitico in maniera diversa dai molteplici attori che comunque partecipano alla cosa pubblica all'interno di un sistema socialista. E quindi appunto nella quotidianità, nell'evoluzione politica, nelle necessità anche stringenti della politica, come queste politiche dell'identità si sono trasformate, sono evolute. Ecco. Quindi questo è stato un po' il mio lavoro degli ultimi anni. Io volevo chiederti, spesso si dice che tipo che Jugoslavia non è riuscita a costruire un cittadino jugoslavo, uno che si sentisse fortemente jugoslavo per l'identità. E, tu cosa ne pensi? Io penso che appunto tutto dipende da come veniva definita l'identità jugoslava ed era appunto un'identità complessa perché esisteva l'identità jugoslava più tradizionale, quella considerata in termini prettamente etnonazionali, quell'identità jugoslava che era stata identità di Stato tra le due guerre, cioè un'identità jugoslava come appartenenza nazionale tanto quanto un'identità italiana, tedesca, eccetera. Quindi diciamo quello che è stato poi chiamato lo jugoslavismo integrale o unitarista, ma poi appunto dopo la guerra l'identità jugoslava è stata declinata in senso sovranazionale, intrecciata all'identità, al socialismo, quindi come qualcosa che appunto rappresentava un legame, un riconoscimento in uno Stato socialista e slavo meridionale, ma appunto l'evoluzione di questa appartenenza è fondamentale per capire come poi questa appartenenza sia entrata in contraddizione in alcuni momenti. E questo è stato un po' il lavoro che è emerso anche dai casi di studio che io ho affrontato, che sono stati soprattutto Belgrado e Fiume, e appunto anche dal rapporto tra popoli slavo-meridionali all'interno della Jugoslavia e anche minoranze nazionali, perché appunto in questa matrice di intreccio tra internazionalismo socialista, jugoslavismo, sovranazionalismi e nazionalismi, chiaramente le evoluzioni potevano essere molteplici e i riconoscimenti potevano evolvere anche a seconda dei contesti politici o della politica estera e delle evoluzioni generali. Quindi chiaramente sì, quella è una domanda complessa su cosa è stata l'identità jugoslava. È stata tante cose, mi sentirei di dire, ecco, sicuramente. È stata interpretata in tanti modi e sia dai cittadini che dalle istituzioni. Per andare un po' più nello specifico per quanto riguarda appunto le tue ricerche, io partirei con la domanda che riguarda la capitale jugoslava Belgrado, a cui hai dedicato una parte del tuo lavoro di ricerca. Potresti dirci qualcosa di questo tipo di ricerche perché ti sei soffermato, se non mi sbaglio, un po' più nel periodo 44-61, vero? Sì, 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 quello è stato diciamo, il mio primo lavoro, che poi è risultato una mia tesi di dottorato appunto, per studiare un'ideologia comunque debole come è stata diciamo, lo jugoslavismo nella Jugoslavia socialista, mi sembrava interessante andare in quello che era il centro rappresentativo dello Stato, perché appunto nello Stato moderno e la Jugoslavia, nonostante fosse appunto uno Stato federale, rispondeva a questo modello, la capitale assume delle funzioni che sono culturali, che sono rappresentative, che sono performative, nel senso in cui si intende la capitale come la rappresentazione in qualche modo della collettività, no? In tutti gli stati moderni funziona più o meno in questo modo e quindi appunto la stessa Belgrado dopo la guerra cerca di assumere questo ruolo e lo assume cercando di lasciarsi alle spalle il ruolo che aveva avuto nel periodo tra le due guerre, perché la Jugoslavia socialista si costruisce in opposizione
a quella monarchica, e quindi quella Belgrado tra le due guerre viene riconosciuta come il centro del gran serbismo, quindi appunto di quell'ideologia che per il Partito Comunista Jugoslavo aveva rappresentato il grande problema della prima Jugoslavia, e quindi va ricostruita, va ridefinita, vanno cambiati gli stessi significati. La prima soluzione è quella di costruire una nuova capitale, di fatto, che è il progetto originale di quella che è oggi Novi Beograd, Nuova Belgrado. Il progetto originale di Novi Beograd prevedeva effettivamente che Novi Beograd rappresentasse il nuovo centro della federazione. Oggi si vedono ancora i palazzi che facevano parte di quel piano originale, appunto il palazzo della federazione, del governo federale, il palazzo del comitato centrale e altri progetti che poi non sono mai stati realizzati, musei, l'opera jugoslava, eccetera. Quindi e tra l'altro la partecipazione delle brigate volontarie da tutto il paese nella costruzione di Novi Beograd doveva in qualche modo rafforzare quel legame, quella trasformazione dell'immagine della città. E poi per varie ragioni, diciamo, quel progetto va in un'altra direzione, però è l'intera capitale che cerca di assumere in questa fase quel ruolo e prova come in realtà appunto un discorso identitario jugoslavo fosse importante in questa fase tanto quanto un discorso identitario più legato ai valori del socialismo. Si cercano nella politica culturale nella città, appunto si portano avanti processi rappresentativi che vengono diciamo, definiti attraverso l'organizzazione di mostre jugoslave, l'apertura di musei federali, il teatro, lo Jugoslovensko dramsko pozorište, è sicuramente un retaggio di quella fase, e quindi diciamo, c'è effettivamente un tentativo in questa direzione. Qual è l'elemento forse più interessante che ho provato ad analizzare? Che tipo di identità jugoslava viene portata avanti da queste politiche della memoria che viene rappresentata nella capitale e in quello che è il palcoscenico dello Stato, no? E lì si vedono le ambiguità di cosa debba essere quell'identità jugoslava, perché appunto da una parte sicuramente il paradigma multinazionale, sovranazionale è presente, quindi sì, è un luogo dove si esprime la jugoslavità, ma la jugoslavità non deve andare in nessun modo a intaccare il riconoscimento delle varie identità nazionali, quella serba, quella croata, quella slovena, quella montenegrina, macedone, poi in seguito anche bosniaco-musulmana. Quindi l'esempio più classico di questo tipo di rappresentazione sta dentro nel palazzo della Jugoslavia, nel palazzo del governo, che oggi si chiama Palata Serbia, dove vi erano le sale centrali sono nominate appunto per le varie repubbliche e all'interno di ogni sala vi è una rappresentazione del popolo titolare di quella repubblica con la sua arte, la sua cultura, eccetera. Quindi questo è un modello chiaramente, una rappresentazione di un modello chiaramente multinazionale. Però appunto poi nella quotidianità vi erano anche spinte più unitariste, spinte che riproponevano un tentativo di avvicinare di più, di stringere di più i legami culturali tra i popoli jugoslavi. E questo è stato un processo presente che ha portato però in seguito alle accuse di unitarismo, all'accusa di un ritorno agli errori del periodo tra le due guerre, perché dall'inizio degli anni 60 sostanzialmente quel tipo di spinta jugoslavista si affievolisce molto, perché anche all'interno del partito c'è un forte dibattito sul fatto che esistono dei rischi di tornare all'unitarismo. E quindi diciamo dentro Belgrado si vedono queste dinamiche, si vede come alcuni soggetti spingano di più cercando di rafforzare la jugoslavità, però appunto si vedono le differenti interpretazioni di quella jugoslavità fino ad arrivare appunto anche a una riduzione del ruolo stesso della capitale come centro rappresentativo.
cioè, Belgrado continua ad essere contemporaneamente la capitale federale e la capitale della Repubblica Popolare di Serbia, poi Repubblica Socialista di Serbia, quindi ha questo doppio ruolo di capitale jugoslava e capitale serba. Diciamo che se negli anni 50 viene un po' privilegiato quel ruolo di rappresentativo di capitale jugoslava, già dagli anni 60 si comincia a vedere un po', diciamo, un riflusso da questo punto di vista nello spazio pubblico, nei nomi delle vie, nella monumentalistica, nelle celebrazioni, nelle mostre dei musei, eccetera, comincia a riaffermarsi anche per la spinta di alcuni settori della società quel ruolo più ufficiale dal punto di vista serbo. Questo non vuol dire che perda chiaramente il carattere jugoslavo, però ecco, nella politica ufficiale si vede un certo grado di cambiamento. E questo è anche interessante perché molto spesso si ragiona sul fatto, soprattutto a livello così di divulgazione generale, presentando una perfetta rappresentazione tra interessi jugoslavisti e interessi serbi, quando si evidenzia in questo caso come anche per alcuni settori dell'intelligenza, ma anche del partito stesso in Serbia, un eccesso di jugoslavità poteva rappresentare un problema, tanto quanto nelle altre repubbliche. Quindi ecco, questa è una complessità che emerge e che poi, diciamo, nella seconda parte della mia ricerca, quella più sulla zona di confine, prende altre declinazioni, ecco, che si possono raccontare. Quindi ecco, diciamo, poi non so se vuoi proseguo. Se proseguo mi sto dilungando molto, quindi non voglio esagerare. Ti ascolto volentieri. Volevo farti un'altra domanda perché mi dicevi che hai vissuto a Belgrado per un periodo e il momento in cui sei stato là, visto che parli anche la nostra lingua, sicuramente hai parlato con tante persone, colleghi, amici, eccetera. Quali sono i loro ricordi di questo paese? Ovviamente è un tema complesso, dipende da tanti altri fattori e variabili, però mi interessa un po' che impressione ti sei fatto della memoria di queste persone e anche di identità proprio, perché adesso ci troviamo in questo momento storico in cui bisogna ormai da 30 anni ricostruire un'identità serba, croata, montenegrina, quella che è. E quindi a volte io almeno noto che c'è questa confusione e spaesamento, tipo ma chi sono? Sono cresciuto da jugoslavo, ma non mi sento, o mi sento troppo serbo a volte, ci giriamo questo, nel senso esagerazioni tipicamente balcaniche. Ecco, volevo sapere quali sono le tue impressioni. Ma sicuramente diciamo, nei circoli e negli ambienti che ho frequentato non ho trovato una rappresentazione negativa né dell'esperienza jugoslava né una rottura con quel tipo di identità, insomma. Poi chiaramente sono rappresentazioni parziali, perché poi fuori dai giri più stretti in realtà si percepiscono anche sensazioni diverse. Sicuramente le persone della nostra generazione che ho incrociato, con cui ho legato, insomma, un certo tipo di perdita, di senso di perdita del proprio paese e della propria identità indubbiamente si riscontra. Poi si sovrappongono tante questioni, si sovrappone chiaramente la questione di ciò che è arrivato dopo, si sovrappongono anche indubbiamente elementi di natura politica, di orientamento, convinzioni, sistemi di valori che quindi si intrecciano con la memoria, no? Quindi da una parte c'è un elemento di memoria personale che è innegabile, dall'altra non è considerabile completamente neutro, nel senso che comunque poi le nostre memorie si ricostruiscono sulla base
dell'oggi, sulla base del luogo in cui ci collochiamo. E quindi, diciamo, sì, in generale sicuramente le persone che ho frequentato hanno adesso un rapporto che non è negativo con col passato jugoslavo, e sicuramente anche, diciamo, con la trasformazione della città. Ecco, io spesso mi domandavo, sentendo soprattutto magari per le persone un po' più in là con gli anni, perché le persone della mia generazione forse la Belgrado degli anni '80 l'hanno vissuta fino a un certo punto, cioè comunque erano bambini, però le persone un po' più, un po' di una generazione più indietro mi hanno sempre fatto venire molta voglia di vedere quella città in quel periodo e capire meglio appunto le dinamiche che la attraversavano, perché poi appunto la perdita anche di molta popolazione è un altro di quei traumi che si percepiscono soprattutto all'interno di alcuni ambienti, ecco. Ok Marco, adesso ti volevo chiedere qualche cosa delle tue ricerche che riguardano la città di Fiume, un'altra città jugoslava molto diversa dalla capitale Belgrado. E quindi niente, volevo ecco, appunto chiederti, so che te ne sei occupato abbastanza e ti occupi ancora dell'identità della città di Fiume, e la sua connessione con la Jugoslavia e all'interno della Jugoslavia. Certo, certo, sì. Io appunto, venendo da Belgrado, per una serie di ragioni, sono finito ad occuparmi di questa seconda città molto affascinante che è appunto Fiume, ma sempre con l'obiettivo di comprendere come quello Stato, quella federazione multinazionale che doveva essere appunto ispirata ai principi del socialismo e che però si costruiva anche all'interno di quello che erano stati i confini di uno Stato-nazione, di quello Stato slavo meridionale che tra le due guerre era stato definito come uno Stato-nazione. Ecco, vedere queste dinamiche di intreccio tra nazionalismo, socialismo, internazionalismo, multinazionalismo, insomma tanti, tanti termini e tanti concetti in un contesto di confine, spostandosi dal centro, dalla capitale della nuova Jugoslavia, a un territorio di confine che tra l'altro appunto era stato annesso dopo la seconda guerra mondiale per la prima volta allo Stato jugoslavo, perché si trattava di l'Istria, Fiume, erano territori che tra le due guerre erano appartenuti all'Italia. Appunto questo tipo di approccio mi sembrava utile a capire meglio quei processi, soprattutto perché in questi territori, come in altri, non vivevano soltanto popolazioni slavo-meridionali, ma anche appunto minoranze nazionali come ad esempio la minoranza italiana. Quindi ecco, mi sono domandato come questi territori, una volta annessi, siano stati jugoslavizzati, diciamo dal punto di vista sempre delle politiche dell'identità, del tentativo di costruire un discorso identitario coerente con con il nuovo paese. Ecco, Fiume è una città appunto, un territorio multiculturale storicamente, diverse comunità che l'hanno vissuta, che sono cambiate nel corso degli anni. Tra le due guerre, come tutto il territorio, appunto, diciamo tutto il territorio Alto Adriatico è stato al centro di diversi progetti nazionali, conteso, soprattutto dopo la caduta dell'Austria-Ungheria. Italiani tra le due guerre, anche italianizzati, nel senso che la politica dello Stato italiano e poi soprattutto dello Stato fascista ha forzato molto questo processo di italianizzazione, ma poi dopo la guerra, appunto, una città che attraversa un periodo molto, molto complesso, attraversa una guerra, attraversa la tragicità del conflitto, ma poi appunto vive degli sconvolgimenti forti. Perché? Perché cambia non solo la propria sovranità, appunto passando dall'Italia alla Jugoslavia, ma cambia anche il sistema politico perché si impone il Partito Comunista della Jugoslavia, al governo, al potere anche in questi territori. Appunto una città dove
si affronta una profonda trasformazione demografica, perché non è più la città per chi non sostiene la rivoluzione socialista o non sostiene l'annessione alla Jugoslavia. Quindi c'è un cambio di potere e c'è anche quello che in Italia viene chiamato l'esodo, cioè l'abbandono della parte della città della maggior parte della popolazione che si autodefinisce italiana in città. Non solo, perché anche altre persone non italiane abbandonano la città. È un processo che nel giro di poco tempo porta a, diciamo, migliaia di persone a partire e ha chiaramente la stessa situazione demografica, la stessa cultura della città cambiano con la partenza di tante persone. Arrivano invece altri nuovi abitanti dal resto della Croazia, dal resto della Jugoslavia, arriva anche qualcuno in realtà dall'Italia, perché c'è anche quello che viene definito il controesodo monfalconese, come si chiama, quindi alcuni italiani che arrivano in città per lavorare. E quindi ecco, un contesto nuovo, un contesto molto complesso, appunto molto difficile per tanti versi, anche tante sofferenze, perché appunto le partenze, gli abbandoni, eccetera. Però ecco, io non mi sono interessato, non ho lavorato molto su questa dimensione qui, dove c'è appunto un fenomeno molto articolato che è stato studiato approfonditamente. A me è interessato una cosa diversa, cioè come il partito abbia approcciato ciò che è rimasto di quel processo. Quindi la nuova città con sì, la gente arrivata dal resto della Jugoslavia, ma anche con la minoranza italiana, cioè coloro che decisero invece di rimanere, accettando appunto la sovranità jugoslava su quel territorio, ma soprattutto accettando anche un sistema ideologico completamente diverso. E per il partito, che vedeva in queste persone, diciamo, gente che era rimasta perché credeva nel socialismo, ed era così in molti casi, in altri casi persone per ragioni personali, per ragioni lavorative non riuscirono a partire, insomma, però per il partito c'era anche la necessità di promuovere un discorso identitario che includesse la totalità della città. E questo è interessante perché si evidenzia subito come in realtà, mentre a Belgrado, dicevo, il discorso jugoslavista esiste anche dopo la guerra e a fianco all'identità socialista c'è un'identità jugoslava in senso slavo-meridionale che viene portata avanti. Belgrado come comunque capitale di questo nuovo stato degli slavi del sud, la jugoslavità in quel senso a Fiume in questo periodo non si vede, proprio perché in questa fase, in questo contesto, è più importante sempre in questo equilibrio tra jugoslavismo e socialismo insistere di più sull'elemento socialista, sul multinazionalismo, su una società che appunto è ispirata ai valori dell'internazionalismo, perché appunto nel tentativo di legittimarsi di fronte anche a una minoranza che è rimasta appunto non slavo-meridionale, quello funziona molto meglio, ecco, per banalizzare. Quindi, ecco, in questa prima fase si riconoscono appunto le identità nazionali anche della minoranza. Nel socialismo, cioè questo veniva appunto dall'esperienza sovietica, le identità nazionali non sono necessariamente represse come a volte si crede, ma spesso vengono promosse in una forma che sia compatibile con il nuovo modello, che sia compatibile con i valori del socialismo. Come si diceva in Unione Sovietica, appunto, socialista, nazionale nella forma e socialista nel contenuto. E questo dà un po' di spazio. Poi, diciamo, quindi Fiume è una città che in questa prima fase viene presentata come una città dei croati e degli italiani. Ci sono anche altri gruppi nazionali che crescono, cresce la comunità serba, cresce la comunità slovena, però esistono tensioni in questo squadro, non mancano le tensioni, non mancano le complessità, non mancano le gerarchie, perché comunque il discorso nazionale croato trova indubbiamente maggiore forza, diciamo, va sempre ricordato che comunque appunto per il partito e anche durante la guerra di liberazione Fiume era sempre stata presentata, Fiume e l'Istria, come dei territori croati che dovevano appunto tornare alla madrepatria croata, che erano sotto occupazione italiana. E questa ricroatizzazione di Fiume è evidente, nel senso un tentativo di riportare a Fiume quello che durante il
fascismo soprattutto era stato cancellato, soprattutto questa sua identità, questa parte di identità della città in senso croato. Ma questo non vuol dire che si, diciamo, croatizza del tutto. Esistono spazi per l'identità italiana socialista, quindi codificata secondo i criteri ideologici del momento, ma appunto la minoranza italiana in questa prima fase ha le proprie scuole, ha il proprio giornale, ha il proprio teatro, compagnia teatrale italiana che dà Alfieri, Machiavelli, Pirandello, Goldoni. In questa fase c'è questo tipo di sviluppo che è chiaro. Poi le cose cominciano a cambiare ed è questo interessante sempre per capire appunto gli intrecci tra identità jugoslava, identità socialista, identità croata, italiana nella città e in questi contesti. Nel 1948 la Jugoslavia rompe con l'Unione Sovietica, lo sappiamo, Tito e Stalin, c'è questa grossa rottura tra Tito e Stalin e la Jugoslavia prende una via specifica, no? nel contesto del socialismo internazionale. E in questa via un po' saltano anche tanti riferimenti, salta un po' quel modello sovietico, la stessa questione del ruolo delle identità nazionali nella società socialista viene rimessa in discussione, quanto servono, quanto è importante che restino, quanto in fondo si tratta di tratti che andranno a scomparire nella società socialista. Questo si riaprono alcune discussioni, ma vi è un altro fatto, la Jugoslavia è un paese isolato a livello internazionale e quindi anche l'insistenza su un certo tipo di patriottismo socialista in senso jugoslavo c'è, e questa è la base un po' di quegli anni, di quella metà degli anni 50, quando appunto è il periodo in cui lo jugoslavismo socialista viene spinto di più, nel senso che si insiste di più nel cercare di avvicinare i diversi popoli jugoslavi, rafforzare la loro identità comune, rafforzare anche una qualche forma di cultura comune jugoslava in senso più coerente, quindi c'è questa fase negli anni 50. E in più c'è un'altra cosa che è importante soprattutto per queste questioni di confine, che diciamo tra 51, 52, soprattutto nel 53 c'è la grande crisi di Trieste che porta a rafforzare, diciamo, i nazionalismi sul confine. Italia e Jugoslavia arrivano davvero a un passo dal conflitto. Insomma, quindi è facile capire come in questo contesto di revisione, di urgenze politiche, di appunto una politica estera che diventa sempre più importante, una forte tensione internazionale, la spinta jugoslavista in senso slavo-meridionale viene utilizzata da chi sta, dalle fazioni del partito che vedono anche non vedono di buon grado la presenza italiana in città per marginalizzare maggiormente la presenza della comunità italiana in città e rafforzare la croatizzazione di Fiume. Quindi è una dinamica appunto molto complessa in cui appunto anche dentro il partito ci sono visioni diverse, che sono visioni che riguardano che sono dettate sia da sentimenti anche nazionali che non spariscono nel socialismo reale, diciamoci, ma anche da visioni diverse dal punto di vista ideologico, come deve funzionare una società socialista. Quindi, diciamo, nella metà degli anni 50, Fiume perde il bilinguismo visivo, perde la minoranza italiana, Fiume perde diversi spazi, è messo addirittura in crisi la presenza stessa del teatro italiano di cui parlavo prima, però è interessante notare come questa crisi, questo momento di difficoltà poi contribuisca, a mio avviso, anche alla revisione generale, appunto, alla discussione generale dell'identità jugoslava, di cosa debba essere l'identità jugoslava in quel periodo, se un'identità jugoslava sovranazionale si limiti semplicemente ai popoli slavo-meridionali o possa includere anche le minoranze. Se anche un italiano, un albanese o un ungherese potevano sentirsi jugoslavi in senso di appartenenza allo Stato. Le minoranze dicono, attenzione, e Fiume questo si vede molto bene, cominciano a spingere dicendo questo processo, questo forte jugoslavismo rischia di marginalizzare la nostra cultura, abbiamo bisogno di uno jugoslavismo che non sia inteso solo in senso slavo-meridionale, ma che sia inteso in senso più ampio. E quindi
spingono soprattutto in quelle fazioni del partito che sono molto più, che sostengono maggiormente l'idea multinazionale della Jugoslavia, che sono contrarie, che si schierano apertamente contro tutte quelle tendenze un po' più integraliste, un po' più unitariste, diciamo, che sono presenti in quella fase, e l'evoluzione c'è, nel senso che io credo che insomma, da questo lavoro e anche da questo caso di studio emerge come in realtà la questione delle minoranze nazionali in Jugoslavia e le tensioni rispetto a questo modello negli anni 50 credo svolgano un ruolo fondamentale, non sempre sufficientemente analizzato, per portare all'evoluzione della Jugoslavia in senso, diciamo, quello appunto di comunità di narodi i narodnosti, quindi una comunità di popoli e nazionalità. Sparisce addirittura all'inizio degli anni 60 il concetto di minoranza nazionale, perché appunto si dice questo, dentro un paese socialista non possono esserci maggioranze e minoranze, ci sono i popoli, i narodi, ma poi ci sono le narodnosti, che quindi sono queste nazionalità. Si inventa un altro termine per trovare una via di mezzo. Ecco, quindi diciamo il ruolo in questo senso anche cioè il fiume in piccolo ci racconta un po' anche questa storia. E quindi appunto ci aiuta a capire meglio, secondo me, le evoluzioni di cosa è stata lo jugoslavismo, di cosa è stata la jugoslavità e appunto poi come si sviluppa successivamente nella seconda parte della vita della Jugoslavia socialista. Ecco, spero di essere stato abbastanza chiaro su questo, insomma, perché mi rendo conto che ci siano tanti intrecci e tante questioni. Sì, e abbiamo anche tempo, non tutto il tempo di questo mondo, spesso per raccontare tutte le cose che vogliamo dire. Hai menzionato questo fenomeno dei monfalconesi, di questi lavoratori di cui, almeno per quanto ne so io, si sa poco in Italia. Sì. Quindi... Sì, diciamo che secondo me se ne sa più in Italia che nei paesi post-jugoslavi, che anche in Croazia e in Slovenia dove sono arrivate queste persone. In Italia se ne è parlato, ma appunto poi dopo in realtà la ricerca vera e propria è stata limitata. Io qualcosina in più ho provato a fare, ma per raccontare molto rapidamente questa storia che incide e riguarda tanto la storia di Fiume, appunto tra il 46, il 47 fino al 48 ci sono migliaia di lavoratori italiani che si trasferiscono nella nuova Jugoslavia socialista. Vengono generalmente chiamati monfalconesi perché in molti vengono dal Monfalconese, quindi questa regione confinante, di fatto, praticamente, insomma, con la nuova Jugoslavia socialista. È una migrazione che è sia di carattere economico che di carattere politico, nel senso che molte di queste persone lavoravano ai cantieri di Monfalcone, che vivono una grande crisi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche dalle campagne dove comunque la situazione è molto difficile, ma molte persone in quella zona avevano anche appunto una storia alle spalle di mobilitazioni e di attivismo, anche di lotta partigiana, appunto nell'ambito delle strutture del Partito Comunista, nell'ambito delle brigate Garibaldi, eccetera. Ci sono persone che in molti casi vedono il comunismo arrivare a pochi chilometri da casa e decidono di fatto di raggiungerlo. Quindi appunto elementi economici, elementi politici, ci sono molte persone, molte meno in realtà, però ci sono anche migrazioni da altre regioni italiane, anche se non sono comparabili in termini di numeri, però queste testimoniano di nuovo una migrazione dal sud Italia, tra l'altro c'è Giacomo Scotti, è un esempio classico, partito dalla provincia di Napoli, appunto è stata una migrazione molto più politica, perché raggiungere la Jugoslavia non era affatto facile. E arrivano le ultime ricerche, appunto si è sempre parlato di circa 2000 persone, ma le ultime ricerche alzano parecchio i numeri, le portano a 3000, 3500, 4000, qualcuno dice, non arrivano soltanto, in molti lavorano a Fiume, perché a Fiume ci sono i cantieri, come c'erano a Monfalcone, ma molti finiscono anche a Pola, molti a
perfino a Belgrado, a Sarajevo, a Zagabria, a Zenica, a Ljubljana, però appunto la maggior parte sta a Fiume. È interessante notare come appunto in alcune di queste città in questo periodo ci sono dei circoli italiani per queste persone, cioè il circolo italiano, culturale italiano di Belgrado, che appunto in quegli anni è esistito per alcune centinaia, credo, per le cifre che abbiamo, di lavoratori italiani arrivati. Come si trovano? Si trovano abbastanza, cioè diciamo le testimonianze che abbiamo sono molto diverse, c'è chi si trova bene perché comunque è lanciato in questa grande, anche appunto, questo grande slancio ideologico verso la costruzione di questo nuovo paese, di questo nuovo mondo, c'è invece chi rimane molto deluso perché appunto immagino la Jugoslavia dopo la seconda guerra mondiale è un paese disastrato, la ricostruzione è molto molto dura e faticosa e tante cose non funzionano e appunto c'è la delusione di un paese socialista che non è esattamente come uno magari se l'era immaginato precedentemente. Però ecco, per il partito sono fondamentali perché a Fiume, ad esempio, vanno a coprire tutte quelle maestranze italiane che se n'erano andate con l'esodo, mancano operai specializzati in Jugoslavia, mancano operai specializzati a Fiume, sono fondamentali e importanti, anche se c'è comunque il fatto appunto di avere in casa qualcuno che arriva da fuori, qualcuno che non è legato alle strutture di partito locale, e quindi c'è anche a Fiume una certa attenzione per questo gruppo grosso importante numericamente di operai specializzati con una coscienza politica molto forte e che appunto non sono legati al partito, sono legati al partito italiano, ad altre strutture. E la rottura grossa, il grosso problema arriva con la crisi tra Italia e Jugoslavia, perché tra Unione Sovietica e Jugoslavia, perché banalmente, come anche prevedibile, la stragrande maggioranza di loro si schierano con l'Unione Sovietica, non con quella che vedono come la dissidenza jugoslava. E quindi la faccenda si complica molto perché per qualcuno si attiva, molti di loro appunto hanno una storia di attivismo, di militanza nel partito molto, molto lunga e quindi anche lì costruiscono delle cellule parallele, costruiscono dei gruppi di resistenza contro il potere del Partito Comunista della Jugoslavia e quindi nonostante il fatto che il partito a livello locale sia così preoccupato dal perdere la forza lavoro che cerchi una mediazione, almeno in una fase, nella prima fase, quando cominciano atti un po' più appunto di protesta, di dimostrazione, cominciano anche le repressioni. Appunto repressioni che poi diventano più forti con l'acuirsi della crisi del Cominform, e quindi qualcuno di loro, soprattutto i più esposti, finiscono incarcerati, finiscono a Goli Otok, probabilmente ci finisce anche qualcuno che così esposto non era, come sempre in questa fase, nella fase della crisi del Cominform, insomma c'è stata anche una grossa paranoia per la paura di infiltrazioni sovietiche, eccetera, però ecco, in realtà rispetto ai grandi numeri è una piccola quota che finisce in carcere, la maggior parte cerca di rimanere, poi parte, se ne va, ritorna in Italia, parte per altre destinazioni, ma è un processo più complesso, più lungo e c'è anche invece chi resta, chi decide di restare, chi decide di accettare comunque il socialismo nella versione jugoslava, ma su questo ancora si sa molto meno, è una parte che è stata ancora poco raccontata, perché in Italia si racconta molto spesso quest'idea, cioè la storia di chi finì a Goli Otok, un po' perché appunto c'è quest'idea che soprattutto negli ambienti un po' più nazionalisti, che appunto gli italiani vennero perseguitati sia con le foibe che con l'esodo, che poi perfino con anche gli italiani comunisti vennero perseguitati. In realtà lo sappiamo bene che la questione nazionale in quel tipo di persecuzioni contò pochissimo, molto poco, perché tutti coloro in tutto il paese, serbi, croati, sloveni, che vennero anche solo sospettati di sostenere Stalin, subirono le stesse persecuzioni. Quindi ecco, su questo c'è. Però è sicuramente una storia interessante perché è uno dei rarissimi casi che conosciamo di migrazione
dall'ovest all'est durante la guerra fredda, cioè da un paese che appartiene appunto al blocco occidentale a un paese che con un partito unico ispirato dai principi del socialismo, anche se in una primissima fase della guerra fredda, insomma all'inizio. Ecco. Ti chiederei, visto che sei spesso a Fiume e parli la lingua, anche parli con tanta gente, immagino, riesci a sentire l'atmosfera, com'è è oggi il rapporto dei fiumani con la ex Jugoslavia? Sì, secondo me, appunto, rispetto al caso belgradese, insomma, sempre un po' impressioni, perché non è che abbia mai studiato la cosa, è più complicata. Un po' perché, appunto, in generale, lo sappiamo, in Croazia, rispetto che al caso serbo, il rapporto con la memoria jugoslava è sicuramente più oppositivo, è meno diffuso, sicuramente è meno diffusa quella che chiamiamo spesso jugonostalgia in Croazia che in Serbia. Però Fiume è un caso un po' più particolare per tanti versi, non che a Fiume non ci siano non ci sia una parte della città che segue quel trend. Fiume non ha conosciuto la guerra degli anni 90 direttamente, non ci sono state operazioni militari, ma molte persone sono partite, hanno combattuto contro appunto quello che rimaneva dell'esercito dell'Armata Popolare Jugoslava, e quindi c'è in quel senso la retorica del Domovinski Rat, la retorica della guerra di indipendenza è presente, e i veterani sono presenti, eccetera. Quindi quella è sicuramente una realtà che lavora molto per sottolineare al massimo la discontinuità della Croazia indipendente con la Jugoslavia. Però Fiume è anche una città che ha una forte tradizione di sinistra, quindi diciamo con dei valori che magari vedono in quell'esperienza qualcosa di meno negativo, ha una popolazione cioè Fiume ha avuto un'esperienza anche, possiamo dire, soprattutto nella seconda parte, un'esperienza anche di crescita dentro la Jugoslavia socialista, di industrializzazione, e poi a Fiume sono arrivate persone da tutta la Jugoslavia, e quindi c'è anche una presenza di altre comunità, no? Cioè, serba, bosniaca, macedone, montenegrina, eccetera. Quindi diciamo che questo aiuta a mantenere un rapporto diverso anche con la Jugoslavia in questi ambiti. Beh, se pensiamo, un esempio che mi veniva in mente è che appunto al carnevale di Fiume, l'ultimo carnevale di Fiume, il sindaco di Fiume era vestito da Jovanka Broz, e con un'altra persona vestita da Tito al suo fianco. Non so in quante altre città croate una cosa del genere sia effettivamente accettabile, tra virgolette. Il Galeb, la nave che fu di Tito, sta a Fiume e la città la sta restaurando. Quindi insomma ci sono queste tendenze, cioè c'è sicuramente un rapporto un po' diverso, poi dopo appunto la cosa è complicata, dipende molto dalle storie personali, dipende molto dagli orientamenti politici, e no, un elemento che secondo me è importante, che crea dei cortocircuiti anche, appunto, anche nel discorso nazionalista, è il fatto che Fiume e l'Istria si sono finalmente, dal punto di vista del discorso nazionale, unificati alla madrepatria croata, sono stati finalmente unificati alla madrepatria croata grazie appunto all'esercito popolare di liberazione, quindi ai partigiani titini. Quindi diciamo la Jugoslavia socialista ha portato l'annessione di Fiume e la liberazione appunto da quel punto di vista e l'annessione di Fiume e dell'Istria alla Croazia. Quindi ecco, a Fiume c'è Piazza Tito, cosa che non c'è cioè non c'è quasi nessun'altra città croata, non c'è più neanche a Zagabria, c'è solo nelle città dell'Istria e di Fiume, dove appunto, e Piazza Tito sta nel luogo in cui correva il confine tra Italia e Jugoslavia a significare appunto l'unificazione
di fiume alla Croazia. Quindi ecco, ci sono dei cortocircuiti o comunque delle declinazioni interessanti da questo punto di vista. Marco, grazie e buona fortuna per le tue future ricerche, che saranno a Fiume, immagino, oppure sì, sempre a Fiume. Qualcosa a Fiume, qualcosa altrove, vedremo un po' cosa ci riserverà il futuro. Eh sì, in ogni caso, ripeto, buona fortuna, Srećno Grazie, e ci hvala. risentiamo un'altra volta, spero. Volentieri, grazie mille per avermi invitato. Ciao, ciao. Ciao.